Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. Hostess morta a Vienna, fidanzato indagato per istigazione al suicidio, disposta l'autopsia, carte trasmesse a Roma. La salma domani pomeriggio torna a Palermo. Rogo di Augusta, lo sconforto dei lavoratori dell'Ecomac, vigili del fuoco che continuano gli interventi di spegnimento e bonifica mentre si attendono i risultati dell'ARPA sull'eventuale presenza di diossina nell'aria. Diversi comuni hanno adottato ordinanze di rifugio al chiuso. Bayesian, si rafforza l'idea dell'errore umano come concausa della tempesta. Per i consulenti della Procura di Termini Imerese forse lo yacht di lusso era inclinato già prima del naufragio. Corruzione all'Ars, chiusa l'indagine sull'assessore regionale al turismo Armata, si dimette il segretario particolare Giuseppe Martino, anche lui indagato dalla minoranza pressing sul presidente Schifani perché si sostituisca il titolare delle deleghe al turismo. Vita da rider, sotto il sole a consegnare cibi e bevande, percorrono chilometri pagati pochi euro l'ora. La Will Trasporti meritano più tutele. Palermo, la bellezza sarà il tema del 401esimo festino di Santa Rosalia che avrà i giorni clou il 14 e il 15 luglio. Torniamo a dare spessore alle coscienze, dice l'arcivescovo Lorefice. Calciomercato, da Palermo a Catania si cerca di stringere e ufficializzare le trattative di alcuni giocatori sui quali c'è già un accordo. E come sentivamo dai titoli, la salma di Aurora Maniscalco, la giovane hostess palermitana caduta dal terzo piano del suo alloggio e morta dopo giorni di agonia a Vienna, sarà domani pomeriggio a Palermo. Intanto il fidanzato sarebbe indagato per istigazione al suicidio. Disposta l'autopsia, le carte trasmesse a Roma, ma ci dice tutto Manlio Viola. Sarebbe indagato per istigazione al suicidio il fidanzato di Aurora Maniscalco, la giovane hostess palermitana caduta dal terzo piano in un albergo a Vienna e morta dopo 2 giorni di agonia in ospedale nella capitale austriaca. Per la procura locale l'inchiesta però è già chiusa, Aurora si è suicidata, ma un esposto della famiglia presentato a Palermo dall'avvocato Alberto Raffadale alla procura ha indotto i magistrati italiani ad aprire un'inchiesta. La salma giungerà domani pomeriggio in Sicilia e la procura ha disposto che venga svolta un'autopsia, esame che la magistratura austriaca ha negato proprio perché considera il caso già chiuso. L'autopsia è un atto irripetibile e come tale va svolto con tutte le tutele di legge, per questo la procura avrebbe inviato l'avviso di garanzia che però il giovane presunto indagato non ha ancora ricevuto. L'avviso serve a metterlo nelle condizioni di nominare un medico legale perito di parte, non altro. Dopo l'autopsia che si svolgerà al Policlinico di Palermo, l'incartamento passerà alla procura di Roma, competente per gli eventi che riguardano gli italiani occorsi all'estero. Saranno i magistrati capitolini a decidere come e se procedere. Rogo di Augusta, lo sconforto dei lavoratori dell'Ecomac, vigili del fuoco che continuano gli interventi di spegnimento e bonifica mentre si attendono i risultati dell'ARPA sull'eventuale presenza di diossina nell'aria. Diversi comuni hanno adottato ordinanze di rifugio al chiuso. Francesco Aloi. Sì, fa molto male. È da sabato che siamo qua, stiamo facendo una verifica dei danni che ci sono stati. Quante famiglie vivevano con questa azienda? Ci sono 60 famiglie che lavorano in questa azienda, compreso le nostre. Sotto gli occhiali da sole lo sguardo affranto di uno dei soci di Ecomac. Durante l'intervista trattiene le lacrime perché qui l'incendio ha devastato tutto e oltre al danno la beffa. Non abbiamo assicurazione incendi, quindi questo è un danno che dovremmo risolvere con le nostre forze. Complice il forte caldo, i rifiuti, soprattutto plastica, continuano a bruciare. I vigili del fuoco con la protezione civile lavorano senza sosta. In azione anche le ruspe. Questa operazione prevede l'attività di cosiddetto smassamento, quindi dobbiamo in qualche modo erodere un po' queste masse con dei mezzi di movimento terra e quindi spegnere in maniera minuta tutto il materiale che viene praticamente sganciato. C'è allarme diossina? Beh, diciamo, parlando di plastica non si può escludere la presenza di diossina.
Si attendono i dati ufficiali dell'ARPA. Nel frattempo, in via precauzionale, i sindaci di Augusta, Melilli e Lentini invitano tutti a restare a casa, con le ordinanze di rifugio al chiuso. L'assessore regionale all'energia Francesco Coglianni ha definito l'incendio inaccettabile e chiede al governo nazionale di intervenire con regole più severe. Nelle prossime settimane, proprio ad Augusta, si riunirà la 4ª commissione parlamentare regionale. E ci spostiamo a Palermo, dove continuano gli episodi di aggressione nei confronti di turisti. Stavolta è toccato a un inglese che è stato rapinato e picchiato davanti alla stazione della metropolitana di Palazzo d'Orléans. Marco Gullan. Ancora aggressioni, ancora violenza a Palermo nei confronti dei turisti. L'ultimo episodio in ordine di tempo lo scorso 3 luglio alle 5 del mattino. Un turista inglese è stato picchiato e rapinato davanti alla stazione della metropolitana di Palazzo d'Orléans. In 2 lo hanno aggredito mentre stava prendendo il treno per raggiungere la stazione centrale. I rapinatori lo hanno inseguito per strada da via Mongitore, dove alloggiava, e una volta nei pressi dell'ingresso della stazione Palazzo Reale d'Orléans gli hanno portato via la borsa e lo hanno colpito al volto, al torace e all'addome con calci e pugni. La prognosi è di 30 giorni per un trauma cranico e 2 costole rotte. Benjamin Sharar, questo è il suo nome, è direttore di una galleria d'arte a Londra specializzata in arte bizantina ed era in vacanza a Palermo per conoscere da vicino i mosaici normanni, una vacanza che si è trasformata in un incubo. L'aggressione è ora al vaglio delle forze dell'ordine. La denuncia per rapina è stata formalizzata il giorno stesso al commissariato Portanuova. Intanto sono in corso le indagini per individuare i responsabili, che il turista inglese ha dettagliatamente descritto sia nell'abbigliamento che nei tratti somatici, anche attraverso l'acquisizione delle immagini di videosorveglianza della zona. E torniamo a parlare del naufragio del Basian, perché per i consulenti della Procura di Termini Imerese forse lo yacht era già inclinato prima della tempesta. Si rafforza l'idea dell'errore umano come concausa del nubifragio. Roberta Lunghi. Si sono conclusi i primi rilievi sul Basian, il veliero affondato il 19 agosto scorso a largo di Porticello, che si trova dal 20 giugno nel porto di Termini Imerese. Nel naufragio morirono il magnate Mike Lynch, sua figlia Anna, i coniugi Bloomer e i coniugi Morvillo e ancora il cuoco Recaldo Thomas. Secondo i primi risultati dei tecnici della Procura di Termini Imerese, lo scafo dell'imbarcazione la notte del naufragio sarebbe stato già inclinato di 15 gradi e ancora prima della tempesta che si abbatté sulla zona, l'acqua era entrata nel veliero. Il momento raddrizzante e la stabilità in allagamento erano già compromessi prima della tempesta, dicono i consulenti. Il maltempo dunque sarebbe stato una concausa dell'affondamento del veliero, il cui scafo non ha falle. Se il veliero fosse stato in piena efficienza e se l'equipaggio avesse seguito i protocolli standard, dunque l'affondamento sarebbe stato alquanto improbabile, spiegano gli investigatori. Una conferma dell'ipotesi formulata alla Procura di Termini Imerese, dunque, che parlò di un'incredibile catena di errori umani. E di un morto e 4 feriti il bilancio di un drammatico incidente stradale avvenuto lungo la statale tra Naro e Canicattì in provincia di Agrigento. La vittima è Katalin Arginit, 49 anni, romeno, residente a Canicattì. Viaggiava insieme alla moglie e a una connazionale diretti verso Palma di Montechiaro per lavoro. La loro auto si è scontrata frontalmente con una Fiat Punto, l'impatto è stato violentissimo. Arginit è stato sbalzato fuori dall'abitacolo ed è morto sul colpo. Ferite ma non in pericolo di vita la moglie e l'amica, trasportate negli ospedali di Licata e Canicattì. Anche il guidatore della Punto ha riportato gravi fratture ed è stato trasferito in elisoccorso al Sant'Elia di Caltanissetta. E un operaio di 52 anni, originario di Partinico in provincia di Palermo, rischia di perdere una gamba in seguito a un incidente sul lavoro che si è verificato a Parma. L'uomo è stato schiacciato da un muletto e ha riportato una lesione molto grave. È stato trasportato d'urgenza all'ospedale Maggiore, dove è stato sottoposto a un complesso intervento chirurgico. La prognosi è riservato sull'accaduto. Indaga la polizia. E adesso la politica. Nel giorno in cui è giunto l'avviso di conclusione indagini per Elvira Amata, si è dimesso il segretario particolare dell'assessora regionale Giuseppe Martino, anche lui indagato per corruzione dalla minoranza. Il pressing al presidente Schifani perché si sostituisca la titolare delle deleghe al turismo. Roberta Lunghi.
Si è dimesso Giuseppe Martino, segretario particolare dell'assessore regionale al turismo in Sicilia Elvira Amata, che proprio oggi aveva ricevuto l'avviso di conclusione indagini dalla Procura di Palermo per corruzione nell'esercizio della funzione. Martino, che aveva assunto l'incarico il 15 gennaio scorso, è tra gli indagati sempre per corruzione nella medesima inchiesta che, seppure in un filone parallelo, vede coinvolto il presidente Arse Galvagno, che però al momento non è stato destinatario di alcun avviso. Non si è fatto attendere il commento dell'assessora Elvira Amata dopo l'atto odierno. Prendendo doverosamente atto dell'iniziativa della Procura, l'assessora al turismo ribadisce la sua estraneità a qualsivoglia contegno penalmente rilevante, confidando, si legge, di poter al più presto chiarire a chi di dovere la mia posizione. Resta da attendere se, alla luce dell'ultimo evento, l'Amata deciderà per il famigerato passo indietro negato fino a ieri, quando si era detta impegnata solo a dimostrare la sua totale onestà di comportamento e quando il presidente Schifani aveva smentito di avere chiesto le sue dimissioni. Di fatto potrebbero arrivare anche altre decisioni di carattere politico mosse dal partito di Fratelli d'Italia da Roma, mentre dopo la conclusione indagini si agita anche la minoranza all'Ars, con De Luca dei 5 Stelle che invoca Schifani perché cominci a pensare subito a chi affidare la delega al turismo. Adesso l'assessora potrà chiedere di essere sentita dai magistrati oppure presentare una memoria difensiva per la quale avrà 20 giorni di tempo. L'inchiesta per corruzione che sta scuotendo l'Ars non ferma comunque l'attività del governo Schifani. Il presidente della regione siciliana è concentrato sulla manovrina finanziaria ter che dovrebbe essere approvata in giunta la prossima settimana. Ed è stato citato in giudizio per danno erariale l'ex vescovo di Trapani, Francesco Miccichè, con lui anche la diocesi, fissata la data dell'udienza per il 17 dicembre. Laura Spanò. Citazione in giudizio per l'ex vescovo di Trapani Francesco Miccichè per la diocesi di Trapani per un presunto danno erariale di 403.000 euro ai danni del Ministero dell'Economia e Finanze, fissata per il prossimo 17 dicembre dal presidente della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Regione Siciliana, Anna Luisa Carra, la data dell'udienza. La vicenda ruota attorno al processo penale in cui l'ex vescovo era accusato di peculato per avere distratto fondi provenienti dall'8 per 1000 destinati all'attività della diocesi trapanese. Per la procura Miccichè avrebbe dirottato oltre 400.000 euro su un conto corrente della diocesi che gestiva discrezionalmente e senza obblighi di rendicontazione. In primo grado Miccichè era stato assolto per alcuni capi di imputazione e altri erano stati invece dichiarati prescritti. I PM avevano chiesto la condanna del vescovo a 4 anni e 6 mesi. La chiusura del processo penale non ha evitato però l'azione contabile. L'utilizzo dei fondi dell'8 per 1000 deve avvenire perseguendo determinati obiettivi tassativamente nucleati dal legislatore, così si legge nell'atto di citazione. Altre finalità estranee ai fini di carattere pubblicistico individuate dal legislatore sono incompatibili con il dettato normativo. In tale ambito va inquadrato il comportamento tenuto dall'ex vescovo, dolosamente preordinato a sottrarre risorse dell'8 per 1000 dalle finalità a cui erano predestinate per appropriarsene a beneficio suo e dei propri familiari. E adesso l'annuale classifica della Governance Poll pubblicata dal Sole 24 Ore, che vede il presidente della regione Schifani segnare la percentuale di crescita di consenso maggiore rispetto ai governatori italiani, più 14%, risultati non brillanti invece per il sindaco di Palermo, La Galla, Manlio Viola. Dall'8° al 6° posto per gradimento dell'azione amministrativa da parte dei cittadini amministrati, ma soprattutto primo in Italia per crescita del consenso dal momento delle elezioni ad oggi, metà mandato. Cresce dunque l'apprezzamento per il presidente della regione siciliana Renato Schifani secondo il sondaggio Governance Poll effettuato da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. La classifica annuale vede il presidente della regione siciliana confermare il gradimento scalando 2 posizioni, ma soprattutto lo vede primatista della speciale classifica che misura la crescita del consenso per virtù delle azioni amministrative con un più 14,4%. Di fatto Schifani appena eletto era partito dagli ultimi posti della classifica di Governance Poll, complice il fatto che il suo governo aveva appena iniziato a muovere i primi passi quando fu redatta la classifica 2023. Poi aveva fatto un balzo di 5 punti percentuali di gradimento in più lo scorso anno, nel 2024, e adesso consolida la propria posizione continuando a crescere. In testa c'è la conferma
conferma del primo posto di Massimiliano Federica, presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, seguito dal governatore veneto Luca Zaia. Il terzo gradino del podio è occupato da Alberto Cirio, strapotere dunque dei governatori di centrodestra e del nord-est. Risultati non brillanti invece per i sindaci siciliani, con Roberto Lagalla, sindaco di Palermo, ultimo, Giacomo Tranchita, sindaco di Trapani, penultimo, Francesco Italia, sindaco di Siracusa, quartultimo. Primo dei siciliani è il sindaco di Ragusa, Beppe Cassì, 25esimo, seguito da Francesco Miccichè, sindaco di Agrigento, 35esimo. Metà classifica col 55esimo posto per il sindaco di Catania, Enrico Trantino. Senza tutele e senza contratti, l'emergenza caldo ripropone il problema dei rider. I sindacati invocano garanzie occupazionali e sicurezza. Tonino De Mana. E sulle strade roventi, battute dal solleone, ci sono loro, i rider. Macinano chilometri e chilometri in estate a sfidare il caldo, in inverno sotto la pioggia e al freddo. Eppure, non si fermano un attimo tra turni massacranti, spostamenti continui e senza tutele contrattuali. Ricevono in media dai 2,70 ai 5 euro lordi a consegna, che si riducono a meno di 2 euro per chi ha partita IVA. Ma la voglia di lavorare prevale su tutto, anche sul caldo. Com'è la vita da rider? Allora, la vita da rider, diciamo, è una vita un po' particolare, nel senso non è per tutti, è molto difficile in quanto siamo esposti caldo, freddo, pioggia e tutto quello che comporta. Pericoli per strada, ho avuto un incidente, diciamo, poco tempo fa. Voi come rider siete esposti a tanti rischi e non avete tutele, e allora cosa fare? Allora, secondo me risolvere questa problematica è fondamentale, quindi magari trovare una soluzione, avere dei sindacati che comunque ci possono tutelare sarebbe una cosa ottima. Meritano di più e soprattutto meritano rispetto, come spiega Salvo Bonaventura. Noi chiediamo alle loro aziende per le quali lavorano di applicare il contratto collettivo nazionale della logistica e merci. Alle loro aziende chiediamo che comunque il lavoro va tutelato e messo in sicurezza, in particolar modo in questi giorni con queste alte temperature. Adesso c'è la pubblicità, poi torniamo, parleremo della protesta dei lavoratori dell'Oda, ma anche di Santa Rosalia. Frustrazione e delusione sit-in sotto l'arcivescovado di Catania dei dipendenti Oda, l'opera diocesana, senza stipendio da 6 mesi. I lavoratori, impossibile andare avanti, siamo in sofferenza. Tonino De Mana. 188 è il numero di emergenza dei lavoratori dell'Oda. Non risponderà nessuno al numero di emergenza Oda. Il cartello 188 indica solo i giorni senza retribuzione. Dopo le promesse, gli annunci e il saldo di 2 mensilità, gli stipendi arretrati sono nuovamente saliti a 6, lasciando nello sconforto i lavoratori che ogni giorno prestano servizi essenziali come assistenza, terapia e supporto a persone con disabilità. Mattinata calda sotto l'arcivescovato di Catania, dove si sono radunati sindacati e lavoratori. Vergogna! 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 Slogan, fischi e tanta delusione. Soldi quando? Questo è il grosso quesito. E l'Oda non è più commissariata, si è insediato un nuovo presidente che in realtà è l'ex commissario, avvocato Landi, con un CDA, i quali ci dicono che c'è un piano di risanamento che forse avrebbe la sua attuazione a fine anno, ma nel frattempo è impossibile rimanere a 6 stipendi dietro, a 6 stipendi che potrebbero anche aumentare. Si vive male. Si vive con la bontà dei parenti e degli amici, dei conoscenti, chiedendo, si può dire, l'elemosina, anche per andare a lavorare, perché tu non hai più i soldi né per mettere la benzina né per fare la spesa. Alla nostra utenza viene garantito il rispetto, il lavoro, la professionalità, la presenza, la quotidianità, viene garantito tutto. Siamo noi quelli che soffriamo, ma i nostri ragazzi no. Mentre continuano le interlocuzioni con la prefettura di Catania per cercare di trovare una soluzione e soprattutto i soldi per saldare gli stipendi arretrati. La bellezza sarà il tema del 401esimo festino di Santa Rosalia a Palermo, che avrà i giorni clou il 14 e il 15 luglio. Torniamo a dare spessore alle coscienze, dice l'arcivescovo Lorefice Marco Gullà.
Countdown scattato verso il 401esimo festino di Santa Rosalia, o meglio 400+1. Questa mattina nel salone di Palazzo Arcivescovile a Palermo è stato tolto il velo sull'organizzazione della festa per la santa patrona della città. 14 e 15 luglio, un festino che ricalcherà in parte le linee della scorsa edizione, la storica 400esima. Il tema è quello della bellezza. Ovviamente non la bellezza in senso meramente estetico, ma la bellezza come valore, la bellezza del sacrificio di Rosalia, la bellezza della vocazione di Santa Rosalia e la bellezza del miracolo che ha liberato Palermo dalla peste e la bellezza della speranza di liberarci tutti quanti in questo momento dalla peste della guerra, della violenza. C'è una continuità esattamente tra il 400esimo e il 401esimo che non a caso abbiamo voluto chiamare 400+1, esattamente come c'è un raccordo fortissimo tra il 1624 e il 1625. L'anno del ritrovamento delle ossa, l'anno della speranza, della invocazione, 1625 l'anno del ringraziamento. Palermo si prepara ad accogliere anche tantissimi turisti in occasione della festa in onore della patrona, una patrona che, come ha più volte sottolineato l'arcivescovo Lorefice, deve illuminare i palermitani. Il primo messaggio che non dobbiamo dimenticare di Rosalia è che non ci può essere bellezza nella città se ognuno non ritrova dentro la ricerca del bello. Credo che oggi il messaggio sia quello di ritornare a dare spessore alle nostre coscienze umane, tutti. Adesso c'è la pubblicità, poi torniamo e parliamo di calcio. Parliamo di calcio e di calciomercato in particolare, perché da Palermo a Catania si cerca di stringere e ufficializzare le trattative di alcuni giocatori sui quali c'è già un accordo. Francesco Triolo. In attesa delle ufficialità, quelle che mancano per il ritorno a Palermo di Elia, che si trasferisce a titolo definitivo dalla Spezia per la fascia destra, e l'arrivo di Augello dal Cagliari per la sinistra. Quindi il direttore sportivo Osti può concentrarsi su altri reparti. In mezzo Marcandalli, Giorgini e Cistana, e spunta anche l'ipotesi Federico Barba, che Inzaghi ha allenato al Benevento e che si è svincolato dagli svizzeri del Sion. Gli occhi del Catania invece sono tutti rivolti in Romagna. Il tecnico Mimmo Toscano vorrebbe portare in Sicilia alcuni dei suoi ex giocatori del Cesena, che con lui ha vinto la Serie C. Intanto il difensore Simone Pieraccini, la trattativa è a buon punto. Il difensore, classe 2004, non ha trovato lo spazio in cui sperava in Serie B e quindi ha deciso di andare via. Dovrebbe arrivare in rossazzurro in prestito. A Cesena inoltre danno per scontato anche l'addio a sinistra di Daniele Donnarumma, che ha il contratto in scadenza nel 2026, sul quale avrebbe messo gli occhi anche il Catania. A Trapani, dopo la sfilza di acquisti, è saltato quello di De Beers dalla Ternana. Le parti pure erano vicine. Va via, dopo aver prolungato il contratto, Diego Zuppel. L'attaccante si trasferisce in prestito al Guidonia. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per averci seguiti, buon proseguimento di serata.